Allora, oggi siamo in differita perché abbiamo problemi tecnici la prossima settimana, ma questa giornata il tema è? No, il tema è un po' troppo alto forse. No, ma il nostro pubblico ci segue. Sicuro, va bene. Il tema è come è possibile che la Roma l'anno scorso, diciamo tecnicamente, perdesse sempre. Ho fatto cagare. Vabbè. Io sono il lui è educato. E invece quest'anno vince. Allora, il tema, alla fine sono cambiati 2 o 3 personaggi, è cambiato l'allenatore ed è questo, giusto? E qui la cosa si può anche trasferire nel nostro mondo del lavoro, sei d'accordo? Dove alla fine basta togliere quei 2 o 3 cagacazzi, basta togliere, no? Allora. Basta lavorare tutti insieme, nessuno rompe i coglioni, ecco lì che i risultati vengono. Quindi sei d'accordo che alla fine siamo sempre lì? La ricetta è molto semplice. Deve essere chiaro chi è il capo, cosa fondamentale. Deve essere chiaro chi è il manico. capo. 2, cagacazzi e rompi i coglioni via, e ognuno si mette a fare quello che sa fare bene, ed è inutile che si mette a cercare di fare quello che non sa far bene. E qui arriviamo allo stato dell'Italia attuale, dove invece i cagacazzi hanno sempre ragione, basta che uno rompa i coglioni e non si fa una cosa, eccetera, eccetera, o sbaglio. Però la nostra speranza pure è che mettendo prima o poi un allenatore, una serie di allenatori buoni, allora, in poche questa parole, squadra che fa non ottiene si sta buoni parlando di risultati. primarie, nuovo presidente del Consiglio, noi abbiamo una proposta, Garcia presidente del Consiglio. Sei d'accordo? Presidente del Consiglio. E l'Italia uscirà dalla crisi. Alla prossima!